vediamo le innovazioni tecnologiche per l'irrigazione che stiamo sperimentando da qualche anno nelle aziende pilota di Veneto Agricoltura. Il next non dà risultati. Adesso dà risultati. Le tecnologie che stiamo sperimentando si possono dividere in primis in due grandi argomenti, in due grandi settori. Il primo è quello della tecnologia per accumulare l'acqua disponibile quando è possibile, quindi la tecnologia per non perdere l'acqua che possiamo accumulare durante l'anno ed averla a disposizione quando è necessario, quando manca. Le aziende pilota e dimostrative di Veneto Agricoltura sono 4, in pianura dove maggiormente applichiamo le tecnologie. Abbiamo l'azienda Sasserami a Celegnano in provincia di Rovigo, una zona di bonifica con terreni di buona fertilità. Poi abbiamo non riesco, un puntatore c'è? Niente, quindi poi abbiamo l'azienda Diana a Mogliano Veneto, anche questa un'azienda di bonifica più piccola, attorno al centinaio di ettari, dove vi è anche la conservazione dei vigneti autoctoni tra le diverse attività dell'azienda, ma a particolare rilievo l'attività in viticoltura. E l'azienda Valle Vecchia di Caorle, di cui parleremo principalmente adesso, in cui vi sono molte sperimentazioni sull'agricoltura sostenibile, sui pacchetti di agricoltura sostenibile che includono la razionalizzazione e l'accumulo dell'acqua che vengono fatti. L'azienda è di circa 600 ettari territoriali, 400 ettari coltivati, di SAU vera e propria 377-78. Questa è l'azienda, è una isola vicino a Caorle, rientra nel comune di Caorle ed ha delle caratteristiche speciali. È un'azienda che per una serie di vicende storiche è diventata una concentrazione di biodiversità. Per una storia che parte dalla bonifica fine anni 60, inizio anni 70 e i successivi lavori di rinaturalizzazione, questa che una volta era una laguna è diventata tutta una serie di habitat di alto pregio, tanto che l'azienda è o ZPS o SIC per la quasi totalità del territorio occupato dall'azienda e a tutta la natura circostante. Come potete vedere, oltre ai 56 ettari di pineta litoranea artificiale di metà anni 50, vi è una zona, questa qui, che è quella delle dune, le dune grigie, comunque le dune come la natura avrebbe voluto fossero su tutto il nostro litorale. Questo è l'unico pezzo significativo che è rimasto. Se partite da Trieste e andate in giù, questo è l'unico pezzo significativo che è rimasto. Trovate gli alberghi dalle altre parti, ma non lo trovate più. E questa parte è di particolare pregio e viene protetta appunto nell'ambito della dirette Natura 2000. All'interno, artificiali, perché costruiti dall'uomo, c'è tutta una serie di altri habitat di particolare pregio. Le zone umide, vedete che le zone umide sono quasi 40 ettari, formazioni boscate planiziali, zone di fitodepurazione, siepi, agroforestazione naturale, agroforestazione più moderna e specializzata, zone umide più dolci, zone umide mediamente salate, zone umide fortemente salate. Quindi una serie di habitat che portano ad avere oltre il 50% delle specie di uccelli della lista nazionale italiana presenti nell'arco di un anno a Valle Vecchia. Ma
in mezzo a questa meravigliosa natura, a questi habitat, a questa concentrazione di habitat che cambiano ogni qualche centinaio di metri nell'ambito dell'azienda, abbiamo le culture agrarie. Una rotazione principalmente frumento, mais, soia o frumento, colza, mais, soia, con anche inserite il colza, il sorgo, eccetera. Questo fa sì che Valle Vecchia sia un laboratorio a cielo aperto eccezionale, di eccezionale importanza, per capire se un'agricoltura particolarmente avanzata, che deve produrre reddito per l'agricoltore, può essere compatibile con la natura, se può riuscire a mantenere la biodiversità pur producendo un reddito adeguato e produrre qualità e quantità dei terreni coltivati. E in una situazione in cui vi è anche il cambiamento climatico, la sfida non è facile, perché il cambiamento climatico ci porta a prospettive di riduzione di precipitazione complessive in diminuzione, ci porta ad avere temperature molto più elevate, ci porta ad avere situazioni estreme nei periodi estivi. Tra tutte le cose contrarie contro di noi del cambiamento climatico, ce n'è una che ci è sembrata positiva e poi si è dimostrata effettivamente positiva, che abbiamo sfruttato in questo progetto che si chiama Vostore 2. Sostanzialmente sfruttiamo il fatto che un fenomeno, l'intensità della pioggia, molto più elevata in condizioni di cambiamento climatico, può esserci utile per selezionare dell'acqua buona, l'acqua che non abbiamo altre fonti d'acqua se non quella di pioggia, e quindi la prima cosa che noi dobbiamo fare per mantenere l'agricoltura e la natura è quella di accumularla durante tutto il periodo dell'anno, e possiamo accumularla con vantaggio solo se selezioniamo quella parte di acqua che è buona, a bassa salinità. La soglia che ci siamo dati, e che è variabile a seconda delle condizioni, è di 3000 microsiemens per centimetro, e quest'acqua viene accumulata in questo bacino. Il sistema funziona così: piove, l'acqua in eccesso va nei capifosso, dai capifosso va prima nelle scoline, le scoline poi vanno nei capifosso, piove qui, piove forte, l'acqua scorre sopra, invece di penetrare nel terreno e arricchirsi di sali, scorre sopra, quindi non si arricchisce molto di sali, perché i terreni hanno il mare sotto che porta sale, arriva al capofosso, dal capofosso comincia a aumentare il livello dell'acqua, questo si sposta man mano che piove verso il basso, verso il canale di raccolta dell'acqua, e qui trova una chiavica intelligente, una chiavica che si apre o si chiude a seconda se i parametri sono rispettati. C'è un algoritmo che continuamente controlla i dati che arrivano da tutte le chiaviche, e sono dati di salinità e di livello d'acqua. Se il livello d'acqua e il livello della salinità sono congrui rispetto ai parametri inseriti, soprattutto se la salinità è sotto i 3000 microsiemens per centimetro, la chiavica si apre e comincia a alzare il livello del canale Sbregavalle. Qui c'è un sostegno, c'è un tubo, va in un bacino di carico man mano che si alza, e qui c'è un altro controllo. L'acqua è ancora buona, partono delle pompe 150, 300, 450 litri al secondo, e cominciano a riempire il bacino per tutte le ore in cui l'acqua si mantiene a livelli buoni secondo i parametri impostati. In questo modo l'algoritmo continua a controllare, ci sono delle antenne che mandano i dati, elaborano i dati e mandano le decisioni continuamente. Se ci sono le condizioni giuste, l'acqua viene accumulata. Ovviamente, per l'applicazione della legge più importante in natura, che è quella di Murphy, le ore buone, secondo voi quali saranno?
sabato, domenica e di notte. Circa l'80% degli eventi sono avvenuti in questi periodi. È un lavoro quindi che non sostituisce l'uomo, ma fa qualcosa che l'uomo non potrebbe fare bene. Perché immaginatevi quante persone contemporaneamente dovrebbero controllare l'acqua, aprire e chiudere di notte con il faro in mano o qualcosa del genere. Quindi riduce i rischi dell'uomo e fa qualcosa che l'uomo difficilmente potrebbe fare con efficienza. Questa idea è stata premiata come Best Life nel 2016-2017. Era un progetto Life Natura che non era pensato per l'agricoltura, ma era pensato per poter mantenere la natura e la vita nei territori costieri in una prospettiva di cambiamento climatico. L'idea di selezionare l'acqua in questo modo e di poi di ridistribuirla con un sistema, c'è una condotta qui, vedete, parte da qui e fa questo giro, ci sono gli idranti, in periodo di scarsa piovosità, di terreni molto secchi, di abbassamento della falda dolce, si possono immettere quantità d'acqua buona, o buona considerando il contesto, e si riesce a creare una falda dolce sopra l'acqua salata. L'acqua dolce galleggia sopra l'acqua salata, quindi l'acqua Noaga Corni va dappertutto e raggiunge anche le zone naturali, non solo le lie flat e le ali gocciolanti che usiamo per fare la microirrigazione. Qui possiamo fare solo microirrigazione per la qualità dell'acqua stessa. Voi vedete, questa è la chiave semiautomatica che lancia, che manda e riceve i segnali per prendere le decisioni, e queste sono le zone di fitodepurazione, per cui anche l'acqua che poi viene accumulata è un'acqua che ha anche un ridotto contenuto di nutrienti. Qui è il meccanismo, ve lo risparmio, e voi potete vedere come tutta quest'area di Valle Vecchia, il bacino è questo qui, possa godere in rotazione dell'acqua irrigua. Il sistema irriguo grosso modo riesce a fare 40-50 ettari all'anno irrigati con la microirrigazione. Perché solo microirrigazione? Perché se noi utilizzassimo quest'acqua con altri metodi irrigui, come per esempio l'aspersione, buttarla sulle foglie, noi, capite, con un'acqua che è circa 3000, o può essere 3200, può essere 2200, rischieremo di bruciare le piante quando si asciuga l'acqua sulle foglie. Il sistema riesce successivamente, dopo l'accumulo, a lavare i terreni, a fare un'irrigazione avanzata con la microirrigazione, riesce a creare quest'acqua dolce sopra l'acqua salata e quindi dà un beneficio generale, non solo agricolo, al territorio di alto pregio di Valle Vecchia. Questo è il bacino, e la risposta per noi è che questo bacino, che è stato realizzato grazie a una tecnologia molto avanzata, è in realtà non solo un sistema per preservare la biodiversità di tutta la zona rete Natura 2000 di Valle Vecchia, ma addirittura la tecnologia ha consentito di aumentare la biodiversità, perché questo bacino per la prima volta ha portato un habitat di acqua non salata, e nell'arco di 2 mesi dal primo riempimento con acqua di buona qualità, specie che prima non erano presenti sono state segnalate, anatre più appassionate di acqua dolce. Quindi il bacino, la tecnologia, ha aumentato la biodiversità già elevata di un'azienda di pregio. Poi nella ricerca sono stati valutati gli effetti ambientali, gli effetti agronomici, gli effetti faunistici, gli effetti economici, perché tutto questo costa e dobbiamo vedere se resta in piedi.
quindi nel documento che poi potrete avere troverete tutte le analisi economiche quando i costi rientrano, dopo 4 anni, dopo 7 anni, a seconda delle ipotesi. Le produzioni in termini di quantità e di qualità sono nettamente migliorate, è possibile fare orticoltura di elevata qualità, si riesce a preservare la biodiversità, l'abbiamo aumentata nel bacino e quindi di fatto abbiamo avuto degli effetti ambientali in generale positivi grazie a una tecnologia avanzata. Questa è una delle cose che potrete trovare nel documento con le anatre che sono state segnalate in modo autonomo da dei naturalisti che hanno autonomamente fatto i monitoraggi delle specie presenti nel bacino e negli altri habitat di Valle Vecchia. Abbiamo avuto con le tecniche di agricoltura di precisione, facendo le mappe di produzione, una dimostrazione di come le culture principali, mais e soia, abbiano nettamente migliorato i livelli quantitativi e qualitativi anche nei momenti in cui quest'acqua non era perfetta. Quando abbiamo fame siamo meno schizzinosi, mangiamo anche quello che non piace tanto. Ecco, in questo caso, quando le condizioni hanno consentito di accumulare poca acqua, abbiamo usato anche acqua 4000, abbiamo alzato la soglia pur di avere l'acqua e siamo riusciti a produrre molto di più lo stesso. Le piante, piuttosto di niente, riescono a valorizzare anche un'acqua con elevata salinità. Il trucco però è che devo continuare a dargliela. Se a un certo punto mi fermo e i sali si accumulano, rischio il crollo. Quindi dal punto di vista tecnico è importante fare i calcoli bene per non trovarci senza acqua prima che sia troppo tardi. A questo punto lascio il mio collega Davide Misturini, che collabora con noi a implementare tutte le tecnologie complesse e non facili dell'agricoltura di precisione, la seconda parte. O dopo aver accumulato sfruttando la tecnologia, noi dobbiamo cercare di ottimizzare l'uso, non sprecare una goccia perché ci è costato molto accumularla e quindi dobbiamo usarla al massimo. Bene, grazie a tutti, buon pomeriggio anche da parte mia. Vediamo in questa seconda parte come in questi anni stiamo ottimizzando tutte queste tecniche, questo sistema che abbiamo appunto implementato a Valle Vecchia e come ci siamo arrivati anche il cronoprogramma, diciamo, delle attività che abbiamo fatto per quanto riguarda l'implementazione dell'agricoltura di precisione a Valle Vecchia. L'altra cosa interessante è che se potete vedere, potete seguire, l'anno scorso sono state create delle giornate dedicate alla gestione irrigua, all'irrigazione, e quindi potete vedere sul sito di Veneto Agricoltura queste registrazioni che vi fanno vedere un po' tutto il percorso delle giornate di irrigazione. Ma quello che diventa interessante, soprattutto per quanto riguarda le due aziende e come utilizziamo l'acqua nelle due aziende pilota Sasserami di Rovigo e Valle Vecchia, con la microirrigazione e subirrigazione, è per farvi vedere come effettivamente quest'acqua, a seconda delle gestioni, possiamo utilizzarla nella maniera giusta, e andremo poi nelle prossime slide a vedere effettivamente come lo utilizziamo, ma per farvi capire come per poter utilizzare e ottimizzare al meglio l'acqua oggi si devono trovare dei sistemi giusti e innovativi, e capiremo perché qui abbiamo due sistemi veramente innovativi nelle varie aziende. E soprattutto la parte interessante, e questa è sempre legata alle ricerche che si fanno nelle aziende pilota di Valle Vecchia e di Sasserami, l'agricoltura di precisione deve essere la base, e soprattutto bisogna vedere tutto il sistema in una maniera olistica, cioè non possiamo dimenticare, possiamo solo fare la concimazione alta variabile e dimentichiamo tutto il resto. Qui dobbiamo appunto pensarla come un ecosistema a 360 gradi, e qui vedete poi in questo manuale che potete trovare sempre su Veneto Agricoltura come grazie a un pacchetto, diciamo, di gestione, pacchetti di rotazione, pacchetti di, diciamo, di agricoltura convenzionale flessibile, si possa ottimizzare tutti i processi per poter ottenere il massimo, perché non è possibile ottenere il massimo solo con l'agricoltura di precisione, ma dobbiamo vedere diversi, la rotazione, le culture di copertura, la difesa integrata avanzata, la fertilizzazione, l'irrigazione. Tutto questo deve essere messo insieme, quindi tutte queste competenze che
i tecnici e comunque le persone possono avere che si occupano di agricoltura, per poter far sì che tutto questo messo insieme porti a ottimizzare sia la resa economica che la resa produttiva. Quindi questa è una cosa da tenere ben presente, ne sentiamo parlare molto di approcci olistici, ma deve essere la realtà, soprattutto dovuta al cambiamento climatico e dovuta diciamo, allo stato attuale delle coltivazioni. Questo è un po' il cronoprogramma e la cronistoria di quello che è successo. Questa che vedete qui è appunto l'esempio di Valle Vecchia. Perché? Perché a partire dal 2011 si sono cominciate a registrare tutte le mappe di produzione. Quindi dal 2011 ad oggi, anno per anno, divise per cultura, divise per appezzamento, abbiamo delle mappe di resa pulite e corrette per quanto riguarda la resa di ogni appezzamento. Quindi questo ci permette di poter gestire, di poter capire bene, come abbiamo visto, magari alcuni di voi hanno seguito altri convegni in questi giorni, come si possono creare delle mappe di stabilità, come si possono creare delle mappe per capire se quelle zone sono statisticamente sempre produttive o meno produttive. Quindi diventa importante avere anche questa base di dati. L'altra cosa, soprattutto grazie al progetto, uno dei progetti oltre al Bustore 2 che avete visto prima, un altro progetto fatto a Valle Vecchia è stato AgriCare. AgriCare si focalizzava sull'agricoltura di precisione e questo ci ha permesso davvero di intanto implementare a livello aziendale tutto un sistema di guida automatica a 2 cm, ma soprattutto ci ha permesso di avere dei sistemi appunto per capire sempre meglio come sono fatti i terreni, quindi come per esempio vedete qui è stato fatto un rilievo geoelettrico col georesistivimetro per classificare le zone. Questo progetto ha diviso in aree omogenee a seconda della produzione, a seconda della risposta del sensore, quali sono le aree A, B, C, D in funzione della produttività, e si sono fatte delle applicazioni a rate variabile per capirne poi la potenzialità. E per arrivare poi agli ultimi 2 anni a questo progetto AgriGNSS del Veneto, che ha studiato come utilizzare sempre delle tecniche di conservazione, di agricoltura conservativa applicate al dosaggio variabile. Quindi questo è un altro percorso che è stato fatto fino ad arrivare negli ultimi anni si è arrivati appunto a creare una base dati solida, soprattutto legata a un monitoraggio che è stato fatto sia per quanto riguarda il rilievo geoelettrico di tutti gli appezzamenti, con delle analisi del terreno. Questo perché? Perché abbiamo voluto creare una base solida di informazioni di quali sono le aree omogenee all'interno dell'appezzamento, all'interno di tutti gli appezzamenti, che ci diventano la base per poter capire questa zona blu è una zona franco-limosa, una zona limosa, una zona sabbiosa, e quindi ci consente di capire che cosa è, qual è la zona, e in quel caso implementare per esempio delle mappe di prescrizione sia per la colcimazione sia per la semina, ma soprattutto per l'irrigazione. Quindi ci diventa interessante, e tutto quello che diventa importante è il fatto che sapere qual è il terreno, sapere la conformazione, sapere dove sono le zone, ci permette anche poi di capire dove inserire per esempio le sonde, perché altrimenti non saprei in una condizione di bonifica, in una condizione dove ho dei terreni franco-limosi, quindi molto più fertili, rispetto a dei terreni simili alla sabbia o alla sabbia del mare che ho qui per farvi capire, qui abbiamo la spiaggia, quindi sostanzialmente abbiamo un terreno davvero sfidante, quindi ci aiuta a capire molto bene come gestire quali possono essere poi le produzioni che possiamo avere in quegli appezzamenti. Però per farvi capire, questo è anche il disegno, questa è la mappa spazializzata di questo rilievo che abbiamo fatto con un sensore geoelettrico, che ci consente anche e soprattutto di capire bene, di visualizzare bene le zone ad altissima salinità. Dovete immaginare questi punti rossi che vedete sono delle zone che hanno un'elevata conducibilità elettrica, quindi con un'elevata salinità, che non permettono di coltivare. Quindi in quelle zone, se andate a vederle poi nel periodo estivo, non cresce neanche l'erba. Quindi davvero sono delle zone sfidanti, delle zone che dovrebbero essere ritirate dalla produzione perché non ci permettono di produrre, ma ci permettono però di prendere anche delle decisioni, o comunque di capire in un'ottica di gestione anche dimostrativa come magari possiamo implementare delle nuove attività per poter cercare di recuperare anche quelle zone. Quindi ci sono anche degli altri progetti che stiamo portando avanti per quanto riguarda la gestione e cercare di recuperare quelle zone con produttività limitata dovuta alla salinità del mare. Quindi questa è una mappa completa per quanto riguarda il sensore geoelettrico, e questa è in maniera molto più precisa la mappa delle zone che abbiamo creato in funzione del rilievo geoelettrico e degli appezzamenti e
dei campioni del terreno che abbiamo fatto, nelle analisi chimiche, ci permette di capire quando un terreno per esempio sia più franco sabbioso e un terreno sabbioso, quindi ci aiuta a capire esattamente spazialmente dove abbiamo del terreno più fertile o meno fertile, quindi una informazione secondo me in un'ottica di variabilità estrema che abbiamo appunto a Valle Vecchia ci consente di capire bene come poter magari prendere delle decisioni rispetto alle altre. Quindi entrando un po' in quello che vogliamo farvi vedere per quanto riguarda poi la gestione, i sistemi che poi utilizziamo, quindi capendo dove dobbiamo inserire delle sonde, capendo come gestire l'acqua, appunto abbiamo dei sensori diciamo, che trasmettono in maniera autonoma tutte le informazioni e abbiamo, non a Valle Vecchia ma la vediamo a Sasserami, abbiamo un sistema, un lineare, quindi un sistema di irrigazione come quello che vedete qui sopra, che ci consente di poter fare ratio variabile, quindi lo vedremo nello specifico dopo, però possiamo davvero gestire in maniera perfetta le varie zone del campo per poter dare l'acqua giusta nel momento giusto e nella posizione giusta nella quantità giusta, quindi davvero un sistema che trovate a Sasserami che secondo me è davvero unico in Italia. L'altra cosa, parlando poi andando nello specifico, questo è un esempio di microirrigazione, qui diciamo possiamo vedere come effettivamente l'irrigazione ci permette di poter gestire queste culture e nella microirrigazione dovete immaginare, o comunque come avete visto prima, il sistema ci porta l'acqua all'idrante, quindi noi abbiamo un idrante per ogni appezzamento, vedete nella metà dell'appezzamento abbiamo un idrante. Utilizziamo delle idrovalvole, quindi abbiamo dei sistemi che portano l'acqua per esempio da una pressione di 3 bar e mezzo a 1 bar per poterle poi utilizzare con la gocciolante, altrimenti esploderebbe tutto. Quindi sostanzialmente il sistema si basa su una pompa, un sistema che manda l'acqua in pressione agli idranti e poi noi all'idrante prendiamo l'acqua e la utilizziamo con la gocciolante. L'altra cosa che appunto direte ma come fate a capire quando irrigare e come irrigare? Utilizziamo, scusate, ho anticipato una cosa, però per farvi capire anche che, volevo dirvi, microirrigazione su alcune parti dell'azienda e su 2 appezzamenti dell'azienda sempre a Valle Vecchia abbiamo implementato la subirrigazione. Perché? Perché volevamo vedere anche come l'effetto di microirrigazione dall'altro oppure un sistema di irrigazione, subirrigazione, quindi che tendenzialmente non perde acqua perché non c'è evapotraspirazione, non c'è evaporazione del suolo, ci permette di poter gestire meglio l'irrigazione. Quindi ci sono anche qui 2 sistemi in 2 appezzamenti dell'azienda, subappezzamento 1, subappezzamento 2, dove abbiamo appunto un canale di adduzione e abbiamo tutte le linee interrate a 40 cm che possono distribuire l'acqua direttamente all'interno del terreno. Quindi in questo modo cerchiamo di andare a evitare completamente le perdite d'acqua. Quindi come volevo farvi vedere, ci sono tanti sistemi che si possono utilizzare per cercare di non sprecare quell'acqua che avete visto prima che abbiamo invasato. Qui per farvi vedere come effettivamente il sistema sia funzionale e come le radici cerchino di elaborare o comunque il bulbo umido che viene creato appunto da questa gestione dell'irrigazione consenta alle radici di poter lavorare, di potersi sviluppare in maniera ottimale. Quindi diventa interessante saper usare e utilizzare al meglio questo sistema per non sprecare l'acqua ma renderla veramente ad un'efficienza elevatissima. Per far questo e per cercare poi di andare a gestire l'acqua abbiamo appunto delle sonde, ne abbiamo di diversi tipi per capire meglio come possono funzionare sia multilivello come in questo caso. Qui abbiamo una sonda multilivello per poter vedere sia la salinità, perché come dicevamo prima diamo dell'acqua a 3000-4000 millisiemens, dobbiamo capire qual è intanto l'effetto diciamo, sugli strati del terreno e qual è poi l'aumento di salinità che abbiamo. E quello che abbiamo visto è sostanzialmente il fatto che mentre continuiamo a tenere il livello bagnato, la salinità rimane a livelli ottimali e quindi la pianta non ha problematiche. Quindi diventa interessante utilizzare questi sistemi per fare questa gestione, diciamo, della salinità. E dei tensiometri appunto per avere puntualmente il dato e poter comunque avere uno scambio dati e tutte le informazioni poi possono essere diciamo mandate su un sistema, su un gestionale, su una piattaforma o comunque su un'applicazione per poter capire, come in questo caso qui appunto quello che volevo farvi vedere. Vedete, qui abbiamo il contenuto d'acqua, irrighiamo, quindi il nostro contenuto d'acqua sale, questo è il livello di salinità, vedete come sia molto elevato perché il primo strato si è asciugato
irrighiamo e torni ad uno stato normale. Quindi ecco perché diventa interessante e diventa ottimale saper gestire al meglio quell'irrigazione per contenere, per mantenere quel livello di salinità ad un livello, diciamo, sopportabile da parte della pianta. L'altra cosa interessante da farvi vedere è che è soprattutto il primo strato che via via che si asciuga aumenta, diciamo, i primi 4-5 cm che aumentano la salinità, ma il resto rimane stabile. Quindi anche con un'acqua sicuramente non ottimale riusciamo ad avere un ottimo risultato, quindi la pianta non ne risente. Quello che abbiamo visto negli ultimi anni, soprattutto anche in una sperimentazione che abbiamo fatto l'anno scorso, irrigato verso non irrigato, comunque con un'acqua di alta salinità, dove c'era l'irrigazione abbiamo ottenuto comunque un buon risultato. Quindi diciamo che in quest'ambito di gestione dell'acqua diventa soprattutto molto importante utilizzarla al meglio per gestire questo strato, diciamo, dove le radici stanno e dove lavorano. Arriviamo a un altro sistema, quindi facciamo un po' di chilometri, ci spostiamo a Rovigo, ci spostiamo a Sasserami, dove dicevo abbiamo questo sistema, diciamo, questo lineare, vedete qui, di 4 campate che copre 8 appezzamenti, che ci consente di poter gestire in maniera variabile l'acqua. Come può farlo? Vedete che questa è la campata, per farvi capire, qui ci sono le ruote, qui c'è un'altra campata, qui c'è l'altra ruota. Il nostro sistema, diciamo, il sistema che abbiamo su questo lineare, consente di dividere la campata in 2 parti, quindi appezzamento 1 e appezzamento 2. Quindi c'è un sistema che apre e chiude in maniera temporizzata le valvole e quindi ci consente per esempio di aprire, di gestire l'irrigazione nella parte di sinistra ma non nella parte di destra. Quindi si accende in maniera diciamo intermittente, basata su una mappa di prescrizione. Quindi noi creiamo in ufficio, creiamo a seconda delle condizioni, a seconda per esempio delle informazioni che possiamo ottenere magari dal satellite, creiamo una mappa di prescrizione. Questi quadrati, questi pixel sono di 30 metri per 30 metri e ci consentono appunto di poter vedere, di poter far sì che il sistema, a seconda della sua posizione, per esempio mi trovo in questa posizione o in questa posizione, qui ho impostato 0 mm, il sistema, la campata rimane chiusa e qui per esempio rimane aperta. Quindi questo sistema, a man mano che il lineare si sposta, apre e chiude tutti gli ugelli per poter irrigare in una maniera ottimale, e questo è un sistema unico nel suo genere. Qui è giusto per farvi capire come dal punto di vista produttivo, se noi utilizziamo, questa è una sperimentazione, una tesi fatta diciamo a Valle Vecchia per quanto riguarda il confronto tra la goccia e la subirrigazione e il sistema in asciutta. Vedete come i sistemi se non abbiamo, per esempio, non utilizziamo dei sistemi di irrigazione, avremo appunto una perdita produttiva molto importante, cosa che invece se utilizziamo dei sistemi di irrigazione sia a goccia che subirrigazione otteniamo davvero un incremento di produzione, soprattutto rispetto alla tesi asciutta. Quindi ecco perché diventa interessante, diventa importante riuscire a gestire al meglio quelle che sono le caratteristiche e la gestione dell'acqua. Ultima cosa, per farvi capire e per farvi vedere come anche dal punto di vista poi dell'irrigazione, della gestione e anche del terreno, di come si possono ottenere dei risultati diversificati e come effettivamente conoscere il terreno e conoscere poi la gestione dell'irrigazione possa portare a dei livelli produttivi ottimali e soprattutto capire poi il potenziale produttivo. Vedete, questa qui è una zona, questa è sempre Rovigo, questa è una mappatura fatta col sensore geoelettrico, vediamo una elevata conducibilità rappresentata da maggior capacità, diciamo, di ritenzione idrica e di fertilità. Questa è una zona con un terreno leggermente meno produttivo, cioè meno, diciamo, con contenuto d'acqua più basso. Vedete anche dal punto di vista della risposta della cultura come nella parte alta abbiamo una produzione più alta e nella parte più bassa abbiamo una produzione più limitata. Però per far vedere come effettivamente questo sistema anche di mappatura, di gestione delle informazioni collimi molto bene con l'utilizzo che poi effettivamente la cultura ne fa dell'acqua e della gestione. Quindi questo era un po' quello che in breve volevamo farvi vedere, in quello che tutte le informazioni, tutte le cose che possiamo appunto fare per quanto riguarda la gestione dell'acqua, basate sulle informazioni che possiamo ottenere a diversi livelli, e questo ci permette di capire meglio come effettivamente poter portare l'irrigazione a gestire l'acqua. Io vi ringrazio dell'attenzione e passo la parola ai prossimi relatori. Grazie. Grazie.
Io sono Alberto Bonini e sono il dirigente del centro meteorologico di Teolo dell'ARPA. Il centro meteorologico fa parte del Dipartimento per la sicurezza del territorio, di cui qui abbiamo anche il direttore Stefano Micheletti. Noi siamo stati invitati da Veneto Agricoltura a completare questa loro interessante presentazione, come attraverso quella parte del ciclo dell'acqua che riguarda l'acqua che cade dal cielo, che comunque è un elemento importante da conoscere. Il dottor Furlan diceva prima che la pioggia che a loro interessa cade sempre di sabato, di domenica o di notte. Ecco, un sistema efficiente di previsione potrebbe aiutare a gestire meglio queste cose. Però la previsione non è facile, soprattutto perché riguarda il futuro, diceva Niels Bohr, e quindi noi con la nostra relazione tenuta oggi dal dottor Francesco Domenichini, che è fresco di nomina dirigenziale perché da ieri è diventato dirigente, allora vi parleremo dei limiti delle previsioni meteorologiche e di come noi svolgiamo il nostro lavoro. Grazie. Grazie Alberto, può partire la presentazione? Grazie, buon pomeriggio a tutti. Il titolo Tecnologie per la previsione delle precipitazioni a supporto delle decisioni irrigue può sembrare forse un po' molto pratico, in realtà è una presentazione che magari risulterà tanto teorica, però richiama degli argomenti, dei contenuti che probabilmente tutti avete visto in qualche modo, perché ho cercato di collegare un po' la sfera scientifica dell'argomento previsione meteorologica all'utilizzo pratico e all'utilizzo che ne fa anche ARPA. Il punto dove voglio andare a mirare specificamente è lo stato dell'arte della previsione quantitativa di precipitazione, che è un argomento piuttosto specifico, in quanto è coperto da un settore di informatica che si chiama modellistica matematica per la meteorologia. Quindi parlerei inizialmente di questo tipo di previsione, poi della variabilità che ha i risultati che dà, i limiti della sua validità, l'utilizzo che ne fa ARPA e poi la prospettiva di operatori e utenti privati che hanno un'esperienza piuttosto frequente, anche perché la previsione meteorologica ha un livello di diffusione che va dall'istituzione fino alla sfera commerciale e internet, quindi sapete bene tutti di cosa stiamo parlando, con previsione numerica di precipitazione. Parto da un presupposto abbastanza noto, che la previsione meteorologica si basa su due grandi categorie di informazione, sono i dati osservati e i dati previsti. I dati osservati sostanzialmente sono quelli più sicuri, anche se la loro analisi non è per forza elementare, in quanto l'interpretazione di un'immagine satellitare o di un'immagine radar non è del tutto elementare, richiede una certa esperienza. Forse più semplici e più diretti sono i dati da stazione. In ogni caso la caratteristica che hanno in comune è che la loro vita previsionale, cioè il respiro di comprensione della situazione, dell'evoluzione che ci danno, è di qualche ora. Da qui in poi ciò su cui si basa un previsore in genere è una previsione fatta per via matematica attraverso quello che si chiama appunto modellistica meteorologica. Da lì in poi, dalla validità del dato osservato in poi, cioè dalle prime 2, 3, 5 ore in poi, si basa quasi tutto sui dati previsti attraverso la modellistica meteorologica. Quindi questa enorme simulazione dell'atmosfera, di cui adesso vi spiego anche un po' la storia. Molto brevemente, a circa un secolo e qualche decina d'anni di storia, deriva dalle intuizioni che riguardano le leggi descrittive della fisica dei fluidi, che hanno avuto un forte sviluppo nella seconda metà dell'Ottocento, hanno cominciato a fare dei primi tentativi di calcolo dell'evoluzione dell'atmosfera a mano nei primi anni del 1900, con risultati abbastanza scadenti, anche se le previsioni erano solo nell'ordine delle 6 ore, però ai tempi c'erano pochi dati, decisamente molto pochi dati. Infatti vedete quanto nell'immagine più a sinistra sono grandi le maglie di griglia dell'informazione da cui partiva il matematico meteorologo che ci ha lavorato. In più il calcolo a mano non è il più performante. Nell'arco di una cinquantina d'anni, di una quarantina d'anni, si è passato a tecnologie informatiche molto più robuste, però ancora neolitiche per il punto di vista attuale, perché si parla di calcolatori a valvole che utilizzano le schede perforate per trasportare la memoria. E ancora però dopo una trentina d'anni le prime
istituzioni internazionali hanno cominciato a strutturare dei consorzi di lavoro con dei centri di calcolo molto ampi che a quel punto hanno coperto realmente le esigenze di calcolo che c'erano. Uno dei primi nati è il ICMWF, il centro di calcolo per la modellistica meteorologica in Europa, ha sede in Inghilterra e ha una storia ormai di oltre 45 anni. Questi modelli di previsione meteorologica non sono un gran mistero in realtà da descrivere, sono come tutti i modelli un grosso software che prende dentro dei dati di ingresso e butta fuori dei dati in uscita. I dati in ingresso sono la situazione iniziale dell'atmosfera che viene appositamente grigliata e ricostruita su una griglia regolare in modo da dare una descrizione omogenea di tutta la sfera, non la sfera ma l'atmosfera, ciò che sta il guscio della sfera terrestre costituito dalla parte troposferica e stratosferica. I dati di uscita sono questi stessi dati, cioè temperatura, umidità, vento e pressione, estremamente però cioè estrapolati attraverso un calcolo. Oltre a questi dati elementari, cioè temperatura, umidità e pressione, abbiamo anche stime di dati derivati, in questo caso in particolare quello a cui ci riferiamo è la precipitazione prevista. Molto brevemente esistono diversi tipi di modelli meteorologici, in particolare ce ne sono due grandi categorie, un modello globale e un modello locale. Il modello globale ha una dimensione più ampia, gira su tutta la sfera terrestre, ha una risoluzione spaziale dell'ordine della decina di chilometri, un'estensione della previsione di settimane, 1, 2, 3 settimane, gira comunque 4 volte al giorno, ma vedremo che anche i modelli locali hanno caratteristiche analoghe, comunque vengono lanciati più volte al giorno, in genere 4, con RAM principali alle 0 e alle 12. Ne esistono pochi perché sono molto corposi in termini di calcolo, quindi in Europa per esempio è molto popolare l'utilizzo del modello, molto popolare presso le istituzioni, ma anche li troverete molto come dati distribuiti anche per via commerciale, il modello inglese, quindi il modello principale europeo, fa parte dei modelli globali. Esistono poi un numero molto superiore di modelli meteorologici locali che sono una sorta di zoom del modello globale, i cui dati vengono raffinati, la previsione viene fatta su un passo di griglia minore, quindi si scende dai 10 km fino al chilometro o anche meno, l'estensione temporale è minore anche per limitare le esigenze di calcolo. Allora, vediamo cosa ci dà, cosa esce, tutta l'informazione che esce da questa ampia scelta di modelli matematici. Di solito l'informazione è decisamente soddisfacente nello stato delle cose attuali. Infatti qui ho riportato una mappa di una previsione di precipitazione accumulata al suolo nell'arco di 6 ore, risalente a qualche giorno fa, e potete riconoscere con il cerchio di voi siete qui esattamente il punto di Verona Sud, i 4x4, 5x5 km dell'area della parte sud del comune di Verona. Abbiamo quindi un'enorme informazione numerica e qui tra l'altro vediamo 3 mm, che erano previsti 3 mm da questo modello di precipitazione accumulata in questo lasso temporale. Quindi i modelli meteorologici ci danno un'enorme informazione numerica, una precisissima ma anche molto ampia informazione numerica, una certa varietà di parametri perché abbiamo oltre alla precipitazione anche temperatura, pressione, vento, umidità e molto altro. Un'ottima densità di informazione in termini spaziali, un'informazione ad alta frequenza perché la frequenza arriva a un'ora, poi di solito viene accorpata soprattutto per la precipitazione in gruppi di 3 o 6 ore o anche giornate intere di precipitazione, e un'estensione temporale più che soddisfacente che ormai è arrivata a diversi giorni. Abbiamo un'estensione temporale che con i modelli globali raggiunge anche il mese nelle versioni climatologiche estese del modello. Quindi con un po' di ironia direi cosa si può desiderare di meglio di avere tutta questa informazione con tutta questa descrittività in termini sia temporali che spaziali. E la cosa che potremmo pretendere è che siano anche giuste le informazioni che abbiamo, invece mediamente presentano un discreto numero di errori. Ne abbiamo esperienza tutti e vi faccio subito un esempio abbastanza scioccante, perché scioccante non è tanto l'enormità dell'errore quanto il fatto che è una cosa di tutti i giorni per noi trovare un errore di questo tipo. Questo è un dato previsto per una giornata, mi pare il 1 luglio dell'anno scorso, questo è il dato riscontrato per la stessa giornata, il 1 luglio dell'anno scorso, e vediamo evidenziato qua con 4 cerchi collegati a 2 a 2 che le differenze possono essere anche notevoli. Qua abbiamo 6 mm previsti contro uno 0 riscontrato e un 1 mm
previsto contro un massimo invece intorno ai 25 mm. È chiaro che essendo una situazione estiva la precipitazione si è accanita in una zona e non in un'altra, però agli occhi di un previsore e di un meteorologo che deve fare una previsione più di ampio respiro, questa era anche una previsione molto buona. Infatti la cosa più strana è che non solo queste cose succedono tutti i giorni, ma in genere si possono anche presentare dei riscontri peggiori. Forse questo è un po' peggio perché la precipitazione era ridotta in Veneto, era 3 giorni dopo peraltro, in Veneto era prevista quasi solo sulle zone montane, per di più su un'area limitata, e invece si è riscontrato un massimo sul Cansiglio, un massimo poco sotto il Grappa. È altrettanto interessante, soprattutto parlando di risorsa idrica, di buon sfruttamento della risorsa idrica per le attività irrigue, una lieve differenza che dal punto di vista poi di un'analisi a colpo d'occhio non è neanche molto, ma vediamo sull'immagine di destra che abbiamo avuto una precipitazione non prevista di circa 2-3 mm sul Polesine, tutto il Polesine centro-interno. Però se facciamo un calcolo della pioggia accumulata in questo microscopico evento rispetto a tutto quello che è successo invece sulle zone centro-settentrionali della regione, arriviamo a 3 milioni di metri cubi di acqua caduti che non erano stati previsti. Questo per dire che evidentemente l'errore nella previsione non è una cosa con cui scherzare, perché può essere con poco, può dare grossi riscontri poi dal punto di vista della risorsa idrica e dello sfruttamento di questa, delle opzioni di sfruttamento. D'altronde le informazioni che abbiamo sono relativamente errate o fuorvianti e bisogna riuscire a prenderci in mano e a capire in cosa possono essere giuste e in cosa possono essere sbagliate. La domanda può essere: qualcuno verifica effettivamente quante informazioni escono, che tipo di informazioni escono da questa modellistica meteorologica? E sì, la risposta è: viene fatta moltissima verifica sia dagli enti preposti a produrre modellistica, sia dagli enti utilizzatori, come per esempio la rete delle ARPA, la rete nazionale italiana, fa verifica anche per conto del centro europeo di Reading. E in questo modo è tutto un incrocio di attività interistituzionali per la verifica della bontà di questi modelli meteorologici. Però anche la verifica delle previsioni non è affatto semplice. Ho portato 2 esempi che secondo me sono più o meno interessanti e rendono l'idea di quanto può essere difficile sia verificare quello che effettivamente volevamo prevedere, sia anche trovare spazi e tempi giusti in cui verificarlo. Qui ho ipotizzato per esempio una distribuzione di temperatura prevista blu e osservata rossa. Vediamo che previsto è ottimo nell'azzeccare le temperature massime, pessimo per le minime, quindi può andare bene. Qual è l'esito di una verifica qua? Prevede molto bene o prevede molto male, a seconda che io vada a vedere una o l'altra delle 2 eventualità. Questa invece è una situazione di pioggia in cui la precipitazione prevista ha anticipato di molto quella osservata. Poi se in realtà andate a sommare tutti gli istogrammi il risultato è identico, quindi uno può dire: vabbè, nell'arco delle 36 ore io ho ricevuto comunque la stessa dose di acqua nella mia risorsa idrica, su un calcolo complessivo, no, della situazione. Però se invece uno lavora per la protezione civile e deve attivare delle squadre di intervento o aspettare lo scarico di un bacino, ovviamente avere la precipitazione prevista molto prima rispetto a quella che si è verificata può dare delle significative differenze nel tipo di intervento da impostare. Questo per dire che la verifica non è un tema così semplice. Scrivevo probabilmente in fondo alla pagina precedente che è difficile dire quanto sono attendibili i nostri modelli, perché non esiste una risposta univoca, nonostante le pressioni dell'utenza e le pressioni dei giornalisti, che frequentemente chiedono quanto sono attendibili le previsioni, ma purtroppo, come vediamo in questo caso qua, le risposte sono diverse. Diciamo che a livello, per non lasciare la domanda comunque completamente a bocca asciutta, senza nessuna risposta, esiste una risposta di carattere molto generale. Il Centro Europeo di Reading produce questo famoso grafico annualmente, distribuito sui 40 anni. Vedete un'evoluzione della stima della qualità del modello sui 40 anni. Questa stima di qualità fatta, adesso vedete, è un multigrafico in cui vedete la stima di qualità di corrispondenza con la realtà riscontrata a 3, 5, 7 e 10 giorni di previsione. Emisfero nord e emisfero sud sono le 2 linee che si distanziano ma poi si riavvicinano andando avanti. La percentuale che vedete nell'asse verticale è la somiglianza tra il modello e la realtà riscontrata, e sotto nell'asse delle ordinate, delle ascisse, vedete gli anni che avanzano. Qui è molto chiaro che abbiamo avuto un significativo miglioramento negli anni a tutti i livelli di range di previsione,
e soprattutto cominciamo ad avere che una previsione a 3 giorni è quasi perfetta. Ma da che punto di vista? Bisogna vedere ovviamente che parametro ho verificato. Il parametro verificato qua è un parametro molto generale, cioè non è la precipitazione in un punto, che sicuramente sarebbe meno performante. Questo è semplicemente il matching, l'affinità fra la situazione barica in media atmosfera vista dal modello e vista dalle radiosonde nella realtà. Quindi risponde alla domanda quanto bene il modello riesce a ricostruire l'atmosfera nel suo complesso. Poi da qui a scendere invece a situazioni molto più specifiche come la precipitazione in un punto in un arco di 6 ore, corrono molte altre difficoltà che in genere inducono ad errori ancora maggiori di quell'ottimo 98% che vedete nella parte blu del grafico qui in alto a destra. Quindi in generale abbiamo a disposizione molti dati, provengono da modelli matematici diversi, sia globali che locali, provengono anche da run diversi dello stesso modello, perché il modello, come vi dicevo, viene lanciato più volte al giorno, ma i risultati ovviamente non sono per forza sempre uguali. Infatti questi risultati previsionali sono sempre simili, purtroppo no. Le grosse differenze tra i risultati producono un'altra difficoltà nel lavoro della previsione, potrei dire del meteorologo, ma in realtà coinvolge tutti, perché come abbiamo visto in alcune presentazioni di oggi ci sono vari sistemi automatici che fanno conto su questo tipo di dato automatico, non soltanto le app che fanno vedere che tempo fa, ma sono molti sistemi automatici che cercano di basarsi sulla migliore previsione di precipitazione. Il problema è che la migliore previsione di precipitazione magari si presenta con la stessa faccia della peggiore previsione di precipitazione, perché uno fa fatica a scegliere qual è il modello che di volta in volta dirà la cosa giusta, o addirittura la versione del giorno del modello che dirà la cosa giusta. Un altro esempio qua abbastanza eclatante, ma non lo è, cioè forse è eclatante il fatto che è così frequente trovarla. Qui abbiamo la previsione di precipitazione della mezza giornata di martedì scorso, prevista dal lunedì. Ho cerchiato un'area esempio in cui la precipitazione media è molto chiaramente vicina a 1 millimetro. Passiamo avanti, 12 ore dopo il modello globale rigira, fa di nuovo tutti i suoi calcoli e ottiene un risultato 6 volte superiore come precipitazione in quell'area lì. Abbiamo visto dal calcolo di prima che si tratta di parecchi milioni di metri cubi di acqua, una differenza del genere. Questo già potrebbe dare fastidio al previsore che deve confrontare i due esiti, ma dà ancora più fastidio questo, cioè prende un terzo modello, non un modello sconosciuto in quanto è uno dei modelli di riferimento della Protezione Civile Nazionale, e questo dà niente, nessuna precipitazione, ma notate che tutto il Veneto, si passa da tutto il Veneto a nessuna parte del Veneto. Questo forse è un caso già più eclatante, perché vederli completamente così diversi insomma non è proprio lo standard, però è una cosa che succede talmente frequentemente che ci fa capire che la previsione meteorologica, per quanto fortemente informatizzata, non dà ancora delle garanzie di qualità che vorremmo e anche di omogeneità. Infatti, se dovessi individuare i due maggiori problemi della previsione meteorologica numerica, sarebbe sia un difetto di attendibilità sia il difetto di variabilità tra le versioni. Tra l'altro di queste versioni una sarà giusta o forse anche nessuna. La precipitazione in particolare mostra dei limiti previsionali maggiori di altri parametri, cioè la pressione, la temperatura e il vento forse sono più omogenei di volta in volta o forse si discostano meno dalla realtà. La precipitazione è abbastanza ostica per diversi motivi dovuti al fatto di come il parametro stesso viene prodotto dal modello. L'attendibilità tra l'altro della precipitazione ha un'ulteriore peculiarità, ovvero che i fenomeni precipitativi invernali delle mezze stagioni sono più ampi e quindi relativamente più facilmente prevedibili rispetto ai fenomeni estivi, che fanno lo scherzo che avete visto prima di collocarsi 25 km a est o 25 km a ovest rispetto al previsto e quindi risultare completamente spiazzanti per una previsione che abbia una pretesa di precisione di scala anche modesta, perché stiamo parlando comunque di uno spostamento notevole, non di 2 o 3 km. Un temporale messo a 50 km da dove era stato previsto significa che dove era stato previsto non piove nulla e dove si verifica invece piove quello che avrebbe dovuto essere di là, quindi si invertono situazioni di previsione. Una domanda abbastanza elementare da fare, diciamo potrebbe essere complicata, ma ormai è quasi vox populi, cioè se ne parla molto da decine di anni, è perché è così difficile fare le previsioni corrette, perché la natura del sistema che andiamo a prevedere è per sua natura stessa non lineare, quindi la sua evoluzione può trovarsi a partire da situazioni molto simili
in condizioni estremamente diverse al variare di piccolissime frazioni delle condizioni iniziali. Questo fa parte della cosiddetta teoria del caos, si chiama biforcazione in matematica, è un esito che si può prendere per assodato, nel senso che immaginate che data la complessità di un sistema il numero di bivi che si possono osservare nelle strade sia enorme e molto compresso, e questo genera la complessità poi nel calcolo. Il calcolo evolve e di punto in bianco in realtà avremmo dovuto essere lievemente più a destra, essendo invece dove siamo prendiamo una direzione che non dovremmo prendere. Questa è la sintesi verbale, però non è molto distante poi dalla realtà matematica che crea il problema delle previsioni dell'evoluzione dell'atmosfera. Passerei a un metodo che è stato studiato negli ultimi 40 anni, quasi già da quando si era cominciato a fare le previsioni. Ci si è resi conto che, non sapendo perfettamente lo stato iniziale dell'atmosfera, si creavano dei problemi piuttosto grossi, sempre per la questione della teoria del caos, con i risultati decisamente molto ballerini che abbiamo visto. Questo sistema prevede di partire con metodi con punti di partenza di previsione lievemente differenziati e avere quindi uno sciame di modelli che sono sostanzialmente varianti del modello iniziale. In questo modo si arriva ad avere non una sola previsione, ma una serie di sue varianti che andranno ad avvicinarsi o ad allontanarsi dalla realtà in un modo o in un altro, a seconda della probabilità di vedere effettivamente quello che deve succedere. In altre parole, abbiamo molte varianti e possiamo selezionare la percentuale di eventualità di una situazione, molto semplicemente piove o non piove, andiamo a vedere quanti modelli danno pioggia su tutti i modelli che girano e questa proporzione sarà interpretabile come la probabilità effettivamente che piova. Questa è più o meno la radice di partenza dell'informazione probabilistica che trovate anche nelle informazioni comuni, no? di previsione. Probabilità di pioggia 30% può essere spesso derivante da un'interpretazione di un numero di modelli, di varianti di modello, che dice che la precipitazione avverrà, e questo numero di varianti è effettivamente un 30% dei modelli complessivamente osservati. Quindi anche i prodotti di previsione di conseguenza possiamo prendere dei prodotti di previsione che abbiano una natura deterministica, ovvero un numero preciso, 25 mm, o probabilistica, quindi una probabilità di superare o di raggiungere una determinata soglia o di verificarsi un determinato evento. Adesso ho parlato di precipitazione, ma vale anche per la probabilità di avere una gelata. L'impiego di questi due tipi di forma di previsione è diverso, si sceglie un sistema previsionale o un altro anche in base alle esigenze specifiche. Vediamo adesso due esigenze specifiche, passando a una seconda parte della presentazione, che sono le attività di ARPAV. Molto brevemente, nel regolamento di ARPAV, all'articolo 3, lettera N, l'ARPAV si incarica di svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radar meteorologiche. Questo finalizzato alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza del rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico. Allora, nell'ottica di queste attività, ARPAV si incarica in particolare di fare due cose che coinvolgono la previsione numerica di precipitazione, e sono l'allertamento idrometeorologico e i bollettini agrometeo-nitrati. Ok, perfetto. Partendo dal bollettino Meteo Veneto, che pone una base perché è la base della valutazione delle condizioni meteorologiche previste. Vediamo molto brevemente il processo di allertamento, giusto per dire che a partire dal bollettino meteorologico, che equivale a un bollettino di vigilanza in termini di protezione civile, si costruisce una previsione numerica in caso che si osservi una condizione che necessita un allertamento o una formula di allertamento preliminare. Viene quindi preso il dato di precipitazione prevista, composta una tabella di questo tipo, e da questa, dalla precipitazione prevista numericamente, viene estratto un livello di criticità. Ovviamente il previsore ha dovuto mediare tra le varie varianti di previsione numerica che ha ricevuto dalla modellistica per estrarre un dato che poi è stato riragionato, pur essendo comunque numerico, è stato rielaborato dal previsore per mettere un contributo di analisi e di scrematura dei dati che possono essere sbagliati. A caduta poi viene emanato il livello di criticità e si raggiunge una fase operativa di protezione civile. Un altro esempio,
l'esempio precedente quindi vedeva un output di tipo deterministico, cioè un certo numero di millimetri. Questo è un altro tipo di previsione che è collegato anche con l'argomento che abbiamo visto nella presentazione precedente. Tratta di un bollettino che ARPAV si è incaricata di produrre per valutare la possibilità di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati in casi specifici. Ci sono solo 2 mesi all'anno in cui c'è un limite alla distribuzione e questa valutazione viene fatta su base strettamente meteorologica. In particolare si va a vedere 2 condizioni, cioè se l'area di sversamento degli effluenti sia bagnata o sia destinata a essere bagnata da una precipitazione. Quindi si prendono in considerazione 2 fattori: se c'è stata una precipitazione e se ci sarà una precipitazione. Ovviamente se c'è stata una precipitazione sopra i 10 mm non esiste la deroga alla distribuzione, nel caso sia prevista una precipitazione non esisterà una deroga alla distribuzione, nel caso ci sia asciutto per un numero sufficiente di giorni invece viene data una deroga sulla distribuzione degli effluenti. Questo in sintesi. Dal punto di vista però dell'utilizzo dei modelli, qui abbiamo un caso in cui ARPAV ha deciso di utilizzare un sistema probabilistico, ovvero la probabilità di superare i 10 mm supera il 10%, perché sarebbe stato più ragionevole arginare le possibilità di sbagliare utilizzando un sistema probabilistico. Questo per dire che non sempre la scelta fra deterministico e probabilistico è indifferente, di solito va mirata al prodotto che vogliamo ottenere. Poi i risultati dei modelli meteorologici, da quasi chiuso, vanno tra l'altro a comporre le informazioni automatiche fornite dalle moltissime pagine web, app e smartphone e anche strumenti tecnici, come abbiamo visto in alcune presentazioni oggi in questa fiera, che siamo abituati a vedere ogni giorno tra le previsioni televisive e bollettini tecnici specifici. Noterete che nell'informazione meteorologica commerciale o specifica o comunque mirata più al pubblico che alle attività istituzionali abbiamo un largo utilizzo proprio della modellistica meteorologica. Per esempio questa situazione attuale non è una vera situazione attuale perché non possono essere presenti informazioni sulla situazione attuale in qualsiasi comune. Io metta dentro una di queste app, adesso questa l'ho mantenuta volutamente anonima ovviamente, ma sono all'incirca tutte uguali queste forme di informazione, quindi deriva da un modello meteorologico. La previsione di precipitazione è espressa in senso probabilistico, la simbologia associata qua sotto non è data da una formulazione umana, ma è schematizzata e associata a un'uscita numerica dai modelli meteorologici. Quindi anche le app meteorologiche reperibili da web e sulle app da smartphone contengono tutte previsioni meteorologiche che riflettono gli stessi punti deboli dell'informazione originaria, cioè dei modelli meteorologici, quindi l'errore e la variabilità. Ho estratto qua per curiosità un esempio di previsione per la giornata di giovedì 26 a Verona e ho trovato 3 previsioni, tra l'altro non molto tempo prima, solo un paio di giorni prima, decisamente diverse, per scoprire alla fine che quella giusta era la 2, ma vediamo che cambiava parecchio anche in termini previsionali, soprattutto tra la 1 e la 2. Quindi com'è meglio affrontare l'informazione meteorologica, visto che anche a livello istituzionale si presta molta attenzione allo scremare l'informazione che potrebbe essere sbagliata e anche l'utente ci tiene a scremare la previsione e i contenuti informativi che possono essere fuorvianti. Accorgimenti principali sono secondo me confrontare diverse previsioni, visto che per fortuna o purtroppo ne abbiamo molte, è meglio tutto sommato continuare a guardarne diverse per capire se c'è una tendenza o una dissonanza. Verificare giorno per giorno l'andamento delle previsioni, perché evolvendo tendono magari a variare e virare verso la previsione più corretta. Considerarne l'aspetto probabilistico, perché come avete visto è un espediente scientifico piuttosto robusto per ovviare al fatto che di suo la previsione meteorologica non è sempre per forza attendibile, e attenzione alla situazione attuale, perché spesso viene presentata come situazione attuale qualcosa che in realtà non ha un vero riscontro nella realtà, ma deriva da un modello meteorologico e quindi ci fregherebbe per una seconda volta il modello meteorologico, già prevede male, in più non sa perfettamente cosa succede.
allora il consiglio più ragionevole è comunque affidarsi molto alle stazioni, affidarsi eventualmente anche all'osservazione di sistemi di telemisura come il radar o il satellite. Qui per esempio è chiaro che un utente che abita nella zona bassa del Veronese può notare facilmente l'arrivo, in questo caso l'immagine radar si spostava in modo abbastanza evidente da nord-est verso sud-ovest, quindi qualsiasi previsione modellistica avrebbe parlato meno chiaro di andare a vedere l'immagine radar. Questo è chiaramente un consiglio da tenere in considerazione sempre per un numero di ore piuttosto contenuto. Conclusioni piuttosto generiche sono tutti i contenuti che abbiamo già visto, cioè le previsioni numeriche sono il risultato della modellistica, sono spesso molto variabili o anche errate. Per compensare alcuni errori si utilizzano previsioni probabilistiche. ARPA vi impiega con accorgimenti anche le previsioni numeriche di precipitazione, sottolineando con accorgimenti appunto per ovviare alle problematiche che introducono nelle attività, e l'utilizzo di informazioni provenienti dai modelli meteorologici deve tenere conto per forza dei problemi fisiologici e dell'imperfezione naturale di questo tipo di informazioni. Quindi vi ringrazio, spero. Se ci sono domande, noi siamo a disposizione per rispondere. Nessuna curiosità su tutto quello che è stato presentato. Allora dico un'altra cosa, possiamo lanciare la presentazione di Valle Vecchia, della irrigazione e precisione prima? Allora, eccolo qua, allora andiamo avanti e vediamo di raccontare qualcosa che all'inizio, che volendo risparmiare tempo. Allora questa chiavica è un modulo innovativo che è stato creato nell'ambito di progetto ed è costituito, vedete qui, da un motore elettrico, da delle batterie che consentono, da un pannello fotovoltaico e da una serie di chiaviche che possono aprirsi e chiudere in qualsiasi momento, quando il telecontrollo che riceve i dati restituisce un comando sulla base delle elaborazioni dell'algoritmo che funziona in continuazione. L'interesse di questa chiavica, che ha un sensore, abbiamo detto, per la salinità e uno per il livello d'acqua, è particolarmente interessante in moltissime situazioni della nostra regione e di altre regioni. Faccio un esempio banalissimo. Ho la risalita del cuneo salino in un fiume qualsiasi del Veneto e ho bisogno di portare acqua evigua dentro. Automaticamente una chiavica posta di questo tipo, un modulo di questo tipo portato all'entrata di quella derivazione, potrà sfruttare anche le 2-3 ore solo su 24 di acqua di buona qualità, quindi sotto la soglia impostata, e quando ovviamente c'è un tirante d'acqua sufficiente per poter entrare. Quindi i parametri che a Valle Vecchia servono a selezionare l'acqua di buona qualità potrebbero servire per avere lo sfruttamento massimo dell'acqua buona nel corpo idrico da cui derivo in tutte le situazioni potenziali con queste caratteristiche del Veneto. Questo per dire come un progetto possa essere costruito con dei moduli che portano a un risultato complessivo in una situazione, ma poi possano invece diventare singole componenti di molti altri progetti che abbiamo in altre regioni. Un'altra cosa che possiamo aggiungere, che anche si può memorizzare facilmente, come quello che ha descritto il dottor Misturini prima, la microirrigazione con ali gocciolanti interrate, sia in linea teorica ma anche in linea pratica il sistema
irriguo più efficiente al mondo ed è stato testato anche nelle situazioni più difficili. In un progetto è stato testato questo sistema nella zona orticola del Cavallino, che è una zona con terreni molto sabbiosi, con le stesse problematiche dell'acqua del mare sotto, strato utile molto, molto basso, radici superficiali. Mettendo le ali interrate e evitando quindi completamente l'evaporazione dell'acqua di pozzo che lì viene usata per l'irrigazione, sostanzialmente si è riusciti in questo terreno sabbioso poco profondo, dimostrandolo con dei sensori a diversi livelli, a perdere sostanzialmente quasi zero. Perché? Perché abbiamo introdotto un'altra variante tecnologica, che è quella di dare l'acqua a impulsi continui fino a oltre 20 al giorno sulla base del differenziale della tensione nei diversi strati del terreno. Darla a impulsi, quindi poca alla volta, evita che si formi la cipolla qui di più acqua che tende ad andare giù e quindi a scendere in uno strato che non è in quelle situazioni esplorato dalle radici. Quindi riesco a raggiungere l'efficienza massima possibile, sfruttando al massimo la tecnologia. Siamo nella Fiera Tech e la tecnologia applicata, mettendoci tutta la nostra intelligenza e sfruttando tutto il potenziale, porta a dei risultati tecnici in termini di risparmio d'acqua e ovviamente applicati anche ad altri settori veramente eccezionali e imprevedibili solo pensando a pochi anni fa. A questo punto noi adesso eseguibilmente. Grazie a tutti. Buonasera, una domanda che mi era sfuggita. L'esperienza di queste ali cucciolate interrate l'avete avuta solo in terreni sabbiosi così e quindi non c'è problema di ostruzioni o cosa? Perché io ho avuto esperienza in terreni sassosi che interrando ali cucciolate così ha dato tantissimi problemi poi di... Ecco, chiedevo se avevate qualche altra esperienza. La nostra perversione non è arrivata a fare una cosa del genere su un terreno sabbioso sassoso, perché là non c'è niente che trattiene nel terreno sabbioso, quindi mentre qui comunque riesco a sfruttare un po' di capacità di trattenuta idrica delle particelle del terreno, lì purtroppo prende delle vie che certamente posso però con gli impulsi ridurre la problematica. Se io la stessa acqua la fornissi con tanti impulsi, comunque ridurrei la perdita complessiva, perché la quantità d'acqua che le radici in quel periodo riescono ad assorbire sarebbe comunque maggiore, perché il sesto, il settimo, ottavo millimetro non sono andati giù, ma sono arrivati un po' dopo e quindi hanno più tempo poi per prendersi anche quello. Nella nostra esperienza non ci siamo fatti del male fino a quel punto, ma abbiamo lavorato su situazioni di terreni medio impasto limosi sostanzialmente con un'ala interrata a 30 cm, poi non so se qui la lago Ciolante è interrata a 30-40 cm, non so se lì poi era magari più superficiale o dipende anche forse anche da quello. Più o meno era quella altezza lì. Ok, quindi era interrata, ok. Là per esempio forse dopo però c'è il problema delle lavorazioni, tenerla un po' più su probabilmente poteva anche forse ridurre un po' la problematica. Dal punto di vista dei casi diciamo non sassosi e difficili, certamente un terreno sabbioso poco profondo è comunque un caso molto difficile da gestire. Certamente anche in un terreno sabbioso probabilmente potremo fare un po' di meglio con una microirrigazione, con ali gocciolanti interrate, con una centralina che riesca a gestire bene gli impulsi. Certamente potrei fare un po' meglio, ma che in quella situazione si riesca ad arrivare a perdite vicino allo zero, temo che sia molto difficile lo stesso. La domanda era autocompensante.
Sì, sono tutte autocompensanti. Con che distribuzione oraria? Riusciamo a fare 0,81 mm all'ora. Quindi una filtrazione di partenza Abbiamo sopra i 300 mesh. le mostro Sopra i 300 mesh, perché sennò ce l'ho io. Noi abbiamo qui, allora, nell'impianto che abbiamo a Valle Vecchia abbiamo, dove cavo José Finio, il nostro, All'inizio. eccolo qua, abbiamo un impianto di filtrazione centralizzato che fa 90 litri al secondo. L'acqua arriva in fondo già filtrata e sia che lo mettiamo nel sistema con le ali gocciolanti interrate, sia che le mettiamo sopra, non facciamo altro. Riusciamo sostanzialmente a lavorare, per darle dei dati pratici, una quindicina di ettari contemporaneamente. Non riusciamo a fare di più, sfruttiamo il fatto di ruotare continuamente e cerchiamo di fare quello che dicevamo prima, è fondamentale, di comunque tenere sempre bagnato, cioè tornare in modo che non si asciughi troppo in quell'intervallo. L'impianto è a 3, viene con, come aveva detto lui, come aveva detto il dottor Mistorini, un'atmosfera. un bar. Dove arriva là è un'atmosfera, l'impianto Partiamo da 3 bar parte e con mezzo 3. e arriviamo a un bar all'idrovalvola, diciamo, prima arriva a 3 bar e mezzo e poi usciamo con un bar o 0,8 per non far rovinare le ali gocciolanti. Quella di esercizio è circa 1 in sostanza. Sì, esatto, cioè arriviamo la riduciamo appunto per non far rovinare l'IFRAT e le ali gocciolanti. Tenga presente che la condotta è 1800 metri, quindi dobbiamo arrivare in fondo. E le linee sono da 500 metri, cioè dovete immaginare che quella partenza dall'idrante alla fine del secondo fosso sono 500 metri, quindi diciamo che ogni pezzo sono 30 metri per 500 metri, quindi ogni blocco sono 1,5 metri. Questo è un reparto, sono 500 metri da qui a qui. Però diciamo che il sistema lavora bene, non ha problemi, cioè anche quando l'impianto è addescato, quindi tutto il sistema, l'acqua gira, non ci sono problemi di perdita di carico, anzi si lavora molto bene. Per essere onesti non è perfetto quando siamo lontani, ma nel compromesso che dobbiamo fare è accettabile. Grazie. Bene, grazie a tutti dell'attenzione. Grazie e arrivederci. Buona giornata a tutti. Grazie.